Nuova palestra del Beltrame, oltre 4 milioni di spesa, un investimento reso possibile grazie anche alla copartecipazione del Comune che con 550 mila euro ha consentito a questa palestra di avere quasi 200 posti a sedere. Consentirà di far gare a discipline come pallavolo e pallacanestro e darà la possibilità anche in orario extrascolastico di trovare spazi alle associazioni sportive della città, spazi che non sono mai sufficienti, quindi una nuova opportunità vicini allo sport che è veicolo di buona crescita dei giovani ed è un motivo di grande soddisfazione ed orgoglio essere qui oggi a inaugurare questa palestra. È importantissimo investire in questi spazi, non è semplice per le pubbliche amministrazioni, io dico che in quasi 9 anni ne ho inaugurato 2 di nuove, questa è una a Castelfranco Veneto, quindi un segnale importantissimo l'abbiamo dato, abbiamo riqualificato le palestre del Riccati Luzzati di Treviso e quindi un'attenzione allo sport nell'equilibrio delle risorse finanziarie sempre scarse delle pubbliche amministrazioni, però con una visione politica che oggi dà appunto allo sport nuovi spazi.